Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie. Abbiamo voluto aprire oggi il nostro telegiornale con questa copertina. Sono le ultime immagini e l'ultima benedizione che Papa Francesco ha dato al suo popolo nel giorno di Pasqua. Vediamo adesso l'annuncio della morte del Papa fatto dal camerlengo cardinale Farrell. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. E appresa la notizia, Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, ha inviato alla Chiesa agrigentina un messaggio. Ci uniamo alla preghiera della Chiesa universale, raccomandiamo l'anima del Santo Padre all'amore misericordioso di Dio. Grati per il suo amore al Vangelo e per il suo servizio alla Chiesa, ricorderemo sempre il suo viaggio a Lampedusa, in terra agrigentina, per sensibilizzare il mondo sui temi dell'accoglienza e dell'attenzione ai poveri e ai migranti. Invito la comunità diocesana, conclude Monsignor Damiano, alla veglia di preghiera e ricordo di Papa Francesco che si terrà stasera alle ore 21 in cattedrale. Chi era Papa Francesco e cosa ha rappresentato per la Chiesa e i fedeli in questo servizio di Margherita Trupiano? Il mondo ieri si è svegliato senza Papa Francesco, se n'è andato silenziosamente nel giorno della resurrezione, lanciando ai fedeli un ennesimo messaggio. Vado via perché è il momento di risorgere e tornare alla casa del Padre dopo avervi salutati e benedetti. Ha concluso il suo percorso terreno quel Bergoglio di origini italiane, ma venuto da lontano, che è stato un grande innovatore, ma che ha con l'intelligenza e la determinazione mostrata sin da giovanissimo religioso interpretato i tempi, compreso che, mutata la società, doveva adattarsi a quest'ultima anche la Chiesa. Notificato per questo non facile rispetto a quanti invece si opponevano a cambiamenti che erano radicali, a cominciare da quel suo modo di porgere una Chiesa aperta a tutti, una Chiesa che non dimenticasse l'attenzione all'ambiente come fattore di crescita e conservazione umana e rispetto per il creato. Quel Papa che per primo ha denunciato gli abusi, che è stato il puntolino bianco smarrito quel 27 marzo del 2020 in una piazza San Pietro deserta a pregare sotto la pioggia per la cessazione della pandemia. Quel Francesco che ha fatto della comunicazione il suo approccio per raggiungere tutti e non ha mai trascurato battute umoristiche per rendersi sempre più uguale e vicino al suo popolo di fedeli.
colui che si è battuto per gli ultimi, aprendo il colonnato del Vaticano ai senza tetto, per i migranti, che ha saputo coniugare valore della storia e modernità, stando vicino agli anziani e non trascurando di approfondire i new media e l'intelligenza artificiale. Quel Papa che ha voluto fare tanto per Agrigento e lo storico Enzo Di Natali ne ricorda i doni preziosi. Il Beato Livatino, il venerabile padre Vinti di Grotte, il cardinale Montenegro, il cardinale Reina, elettori al conclave, e ricorda che l'ultimo figlio di questa terra era stato il cardinale Tomasi nel Seicento, una figura luminosa, punto di riferimento fondamentale della quale sarà difficile raccogliere l'eredità e che lascia un grande vuoto in quella che è adesso l'apostolica sedes vacans. Sulla figura di Papa Francesco abbiamo ascoltato Enzo Di Natali, storico che è stato molto vicino a questo pontificato. Fare una riflessione, un bilancio è un po' azzardato perché siamo presi tutti dall'emozione profonda e dalla commozione di quanto è avvenuto, per cui fare un bilancio è davvero molto presto, occorrerà del tempo. Tuttavia si ritiene che alcuni punti si possono mettere in evidenza. Anzitutto bisogna ricordare quanto la diocesi di Agrigento ha avuto sotto il pontificato di Papa Francesco, e cioè ha avuto un beato, il beato Rosario Livatino. Il sacerdote di Grotte, padre Vinti, è stato riconosciuto venerabile, e poi due cardinali. L'arcivescovo Montenegro è stato elevato alla dignità cardinalizia e qualche anno fa il nostro Don Baldo Reina è stato elevato cardinale. Cioè la diocesi di Agrigento ha oggi 2 cardinali elettori su 135. È una cosa che non era mai avvenuto, perché l'ultimo cardinale o di origine agrigentine che noi abbiamo avuto, ed era solo uno, il cardinale Tomasi. Per cui noi da questo punto di vista dobbiamo dire grazie a Papa Francesco che con questi doni che ha fatto ha arricchito ancora di più la Chiesa agrigentina negli ultimi 40 anni, perché negli ultimi 40 anni a questi eventi bisogna aggiungere, ad esempio, la canonizzazione di San Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il nostro padre Gioacchino Lalomia, che è stato riconosciuto venerabile, e le 2 grandi visite di Giovanni Paolo II prima e successivamente dello stesso Papa Francesco a Lampedusa successivamente. E per concludere, negli eventi quarantennali che riguardano la diocesi di Agrigento, la elevazione della diocesi da diocesi ad arcidiocesi. Per cui tra il pontificato di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e soprattutto con Papa Francesco, la diocesi di Agrigento ha avuto tantissimo a confronto della sua storia. Ebbene, cosa dire sul pontificato di Papa Francesco? È stato un pontificato che si è distinto soprattutto su alcuni punti. Il primo punto che mi sembra doveroso ricordare è la misericordia. Papa Francesco ci ha insegnato questo: non guardiamo i principi, altrimenti non ci arriviamo più. Guardiamo l'uomo, la realtà di questo uomo fragile, accogliamolo così com'è, e poi lentamente a quest'uomo fragile, bisognoso di aiuto, di sostegno, eventualmente gli faremo scoprire la bellezza della morale cristiana, ma accogliamolo così come esso si presenta. Papa Francesco ha voluto scegliere questo nome Francesco perché il santo di Assisi è riconosciuto per la sua povertà, e Papa Francesco questa povertà l'ha vissuta in pieno e ha voluto che diventasse uno stile di vita di ogni credente, ma anche di ogni altro uomo.
Papa Francesco, come Francesco d'Assisi, ci ha proposto questa dimensione della fraternità universale. Non ne nascondo che l'idea tutti fratelli ha un po' creato una certa apprensione anche nell'ambiente ecclesiale, perché da alcune parti fu vista come un tentativo di livellare il cristianesimo alla pari di tutte le altre religioni. Invece Papa Francesco, sull'esempio di San Francesco di Assisi e avendo presente l'insegnamento del Vangelo, con tutti i fratelli vuole questo abbraccio senza temere nulla e senza temere nessuno. Un punto, dicevo, fondamentale del pontificato di questo papato. Infine l'amore per la pace, come Francesco d'Assisi, anche lui continuamente abbiamo visto questo appello insistente a favore della pace contro coloro che vogliono la guerra per vendere le armi. Infine, mi sembra doveroso rilevare e concludere questo breve ricordo con la dimensione universale della Chiesa. Francesco vuole e ci lascia questo insegnamento. Ormai è finito il tempo di prima di una Italia, poi di una Europa che ha il monopolio su tutta la Chiesa a livello mondiale. Non possono 250.000, 300.000 fedeli avere il monopolio su una dimensione planetaria della Chiesa. La Chiesa deve essere legittimata, deve essere presente in qualsiasi parte del mondo dove ci sono i cristiani. E qui Papa Francesco abbiamo visto questo modo di guardare soprattutto all'ansia. Verranno celebrati sabato 26 aprile alle ore 10 i funerali del Papa Francesco. La liturgia sarà presieduta da padre Giovanni Battista, decano del Collegio Cardinalizio. Ce ne parla meglio Margherita Trupiano. Verranno celebrati sabato 26 aprile alle ore 10 i funerali di Papa Francesco. La liturgia sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, e potrà essere concelebrata da patriarchi, cardinali, arcivescovi, vescovi e presbiteri. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l'ultima commendatio e la valedictio. Di seguito il feretro del Papa sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. In questi giorni lo stemma pontificio viene sostituito da quello della sede vacante, le chiavi incrociate sormontate da un ombrellone simbolo della protezione della Chiesa. Tutti gli uffici del Vaticano vengono sigillati e il periodo di lutto ufficiale dura 9 giorni, chiamati i novendiali, durante i quali si celebrano messe in suffragio del Papa defunto. Poi il conclave può avere inizio non appena tutti i cardinali elettori sono presenti, anche prima del tradizionale termine di 15 giorni. In ogni caso deve svolgersi entro 20 giorni dalla morte del pontefice. Possono partecipare solo i cardinali elettori con meno di 80 anni che soggiornano nella casa Santa Marta all'interno del Vaticano. E la Cappella Sistina, che accoglie le operazioni di voto, viene controllata dalla possibile presenza di sistemi che possano registrare o comunicare all'esterno. Successivamente ogni cardinale si avvicina all'altare con una scheda sulla quale scrive il nome del candidato prescelto, pronunciando la formula «Chiamo a testimone Cristo Signore che mi giudicherà e dichiaro che il mio voto va a colui che ritengo debba essere eletto». Procede poi alla deposizione della scheda all'interno di un calice e poi sarà il segnale di fumo bianco in caso di elezione, nero in caso contrario, a decretare il nuovo pontefice. Habemus Papam è il momento dell'annuncio.
Di cosa è morto il Papa? Quali le cause del decesso di Papa Francesco? Sentiamo il parere del medico, dottor Matteo Bassetti. Si apprendono le cause del decesso di Papa Francesco attraverso la constatazione del decesso, che parla di ictus cerebri e di collasso cardiocircolatorio. Evidentemente il collasso cardiocircolatorio è quello che avviene sempre come causa finale del decesso. L'ictus è una patologia che colpisce il cervello e che può essere legata a tanti fattori. Purtroppo non è possibile con certezza sapere di che cosa è morto il Papa, in quanto per accertare un ictus vi sarebbe stato bisogno di fare un TAC e degli esami del sangue, cosa che immagino non sia stata fatta. Che cosa può esserci stata l'origine? L'affaticamento degli ultimi giorni, ma anche i suoi problemi infettivi. Non dimentichiamoci che le infezioni, in particolare alcune infezioni, le fungemie e le batteriemie, che sono poi la presenza di batteri e di funghi nel sangue, possono avere localizzazioni cerebrali e quindi poi dare origine anche a una forma di un ictus. Per esempio l'aspergillosi polmonare, che è una patologia che colpisce tipicamente gli immunodepressi, e ricordiamoci che il Papa è un immunodepresso, può dare come grave complicanza anche proprio quella di complicanze cerebrali, tra cui anche forme che assomiglino molto all'ictus. Quindi è evidente che non è possibile stabilire con certezza di che cosa il Papa sia morto, però potrebbe darsi, anzi io credo che un collegamento con il lungo ricovero e con la patologia infettiva che lo ha colpito e che lo ha portato a gravi complicanze respiratorie potrebbe esserci. Con il cuore affranto salutiamo il Santo Padre Francesco, le parole del Vescovo di Aciriale, del Presidente della Chiesi, Monsignor Antonino Raspanti, una vita donata alla Chiesa, ai poveri e alla fraternità tra i popoli. Sentiamo in questo video lo stesso Raspanti. Abbiamo appreso stamani questa notizia un po' a ciel sereno, con un grande fulmine, perché ieri tutti abbiamo visto il Papa ed eravamo contenti e pensavamo in una bella ripresa. Non lascia un vuoto, lascia un pieno, direi. La sua testimonianza, le tante azioni, da quelle in favore degli immigrati, dei più poveri, al bene del creato. L'attenzione alla nostra terra di Sicilia, è venuto più volte, soprattutto il primo viaggio in assoluto fatto a Lampedusa, definendo poi dopo il cimitero, questo grande mare del Mediterraneo, il cimitero più grande d'Europa. E poi ancora l'attenzione ai nostri martiri, Don Pino Puglisi e Rosario Livatino, per non dire il rapporto con Biagio Conte che ha avuto, l'attenzione alla facoltà teologica e il suo grande interesse per capire di più la nostra gente siciliana, con i problemi e le ferite tra legalità e mafia, tra povertà, cultura, l'apprezzamento per la pietà popolare tipica delle nostre genti mediterranee e siciliane in modo particolare. Aveva sempre una parola, un'attenzione per noi quando lo incontravamo, anche personalmente, chiedeva sempre alla Sicilia come va, lascia questo l'affetto, una personalità che senza dubbio di sentimenti forti, che ha saputo trasmettere a tutti ed è arrivata alla sua onda cristiana, gioiosa, ma anche fortemente determinata e impegnata, è arrivata anche dalla nostra isola. Ci ha visitati naturalmente anche qui a Palermo e per noi è stata sempre motivo di grande gioia. Adesso è inevitabile che i nostri sentimenti sono di tristezza, di mestizia, è inevitabile, c'è un distacco, c'è un taglio soprattutto così inaspettato. Ma confidiamo che la sua testimonianza rimanga ferma nei nostri cuori e nei cuori di tutta l'umanità, le sue grandi prese di posizione per la pace, nella difficile situazione geopolitica, quante volte è sceso in campo a testimoniare la fraternità e a chiedere fraternità e pace per tutti, da Gaza all'Ucraina al continente africano e così via. Grazie Papa Francesco, grazie di tutto cuore, sei nei nostri cuori da lassù, ricordati continuamente di noi nella tua preghiera e noi ricordiamo te nella nostra. Tornare indietro, andare avanti sulla strada tracciata da Papa Francesco, ce ne parla Eugenio Gairone.
Tornare indietro o andare avanti sulla strada segnata da Papa Francesco? Tutti a porsi la domanda sulla Chiesa del futuro. Che Chiesa sarà dopo Francesco? La domanda rimane sospesa guardando una bara, anch'essa segno della rivoluzione voluta dal pontefice. Una bara semplice come quella dei comuni mortali, uno dei tanti esempi di normalità, di vita semplice, che ha portato Papa Francesco ad essere il Papa degli ultimi, dei poveri, di coloro che nel mondo sono soltanto dei numeri, uomini e donne calpestati nella dignità. Dicevamo della rivoluzione segno del pontificato di Papa Francesco. Tra le sue volontà scritte nel testamento diffuso ieri vi è quella della tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo Santa Marta, che è stata la sua casa per 12 anni, Papa Francesco ha escluso che anche da morto fosse il Vaticano a custodire il suo corpo. Forse un giorno sapremo di più sui cosiddetti corvi all'ombra della cupola di San Pietro. Tanti corvi e tanti gufi. Francesco aveva deciso anche di istituire una commissione sulla scomunica dei mafiosi, ma venne frenato in Vaticano. Lo ha detto Don Luigi Ciotti, il quale si augura che la Chiesa resti fedele al messaggio di Papa Francesco, ed è questa la speranza di tutti. E a proposito di corvi e di mafiosi, adesso che Papa Francesco ci ha lasciati, sorge spontaneo ricordare la strage di Capaci, con i mafiosi a festeggiare a Lucciardone. E qui ci fermiamo, perché vorremmo non credere che all'ombra del cupolone i cosiddetti corvi vestiti da prelati abbiano tirato un sospiro di sollievo. Vediamo ora una riflessione del sociologo Francesco Pira sull'eredità di Papa Francesco, capace di ascoltare e di comunicare con milioni di persone in tutto il mondo. Francesco Pira. Papa Francesco, fin da quando ha scelto il suo nome, e cioè ha deciso di chiamarsi come il poverello di Assisi, ha iniziato a comunicare qualcosa, ma soprattutto la sua grande capacità, come tutti i grandi comunicatori, era quella di saper ascoltare e poi di riuscire a trasformare questa sua grandissima capacità di ascolto in microstorie che poi andavano a toccare il cuore delle persone in tutto il mondo, di tutti i ceti sociali, di tutte le lingue, di tutti i colori. Papa Francesco ha saputo davvero lasciare a tutti noi una ecologia della parola, un linguaggio che era qualcosa che serviva a diventare uno spazio di cura, un modo per costruire, un modo per trasmettere umanità. E lui ha cercato di spiegarci che le parole non sono mai soltanto parole, ma sono dei fatti che costruiscono gli ambienti umani. Questo ci ha detto. Le parole possono collegare o possono dividere, possono servire alla verità o servirsene. Ecco, questa sua fissazione con la verità, gli appelli rivolti ai giornalisti, sempre molto precisi, sempre mai occasionali. Il giornalista non è mai un contabile della storia, ripeteva il pontefice, ma una persona che ha deciso di viverne i risvolti con partecipazione, con compassione. Era questa la sua linea, una linea molto precisa, anche quando parlava dell'uso corretto delle tecnologie. Anche lì un grandissimo insegnamento. C'è euforia, diceva lui, per queste novità che vengono dalle tecnologie. Siamo consapevoli che non basta vivere in rete o connessi, ma diceva bisogna vedere fino a che punto la nostra comunicazione arricchita dall'ambiente digitale effettivamente
crea ponti, e invece il rischio che corriamo quotidianamente, e di questo Papa Francesco si era accorto, era quello di creare dei muri invalicabili. È stata una testimonianza grandissima la sua, ci lascia una eredità immensa, e noi dobbiamo cercare di capire come faceva questo uomo a rimanere nei cuori di milioni di persone. Era davvero, con i suoi messaggi, una presenza vibrante in tutti i nostri pensieri. Per lui raccontare significava accorciare le distanze, entrare nel vissuto della gente. Un papa amico, un papa complice, un papa che è stato sempre un punto di riferimento, un papa che usava episodi della sua vita per farci sentire vicini, dovunque, nelle periferie, nei grandi centri, nelle riunioni con i cattolici cristiani e con gli esponenti di tutte le religioni. È stato davvero un grande papa, ma anche un grande comunicatore, un grande storyteller. Le sue storie sono dentro di noi e ci rimarranno per sempre. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede che il Molo Favarolo sia intestato al Papa nel ricordo della sua visita dell'8 luglio 2013. Sentiremo la Capitaneria di Porto per avviare le procedure. Durante quella visita il Papa si è affacciato da quel molo protendendo le braccia verso il Mediterraneo. Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e di Limosa, interpretando i sentimenti dei suoi concittadini scossi dalla notizia della morte del pontefice, ci pensava già un po'. Adesso la decisione di avviare l'iter. La potenza delle immagini di Francesco che percorre a piedi il Molo Favarolo e protende le braccia verso il mare lanciando una corona di fiori, richiamano alla memoria il suo potente messaggio di fratellanza, di pace e di accoglienza, di amicizia, che rimarrà scolpito nella storia dell'umanità, spiega Mannino. Ecco perché vogliamo intitolare questo luogo a Papa Francesco, perché sia imperituro il ricordo del suo messaggio potente e rivoluzionario nella sua semplicità. E anche l'ex sindaco Totò Martello, attuale capogruppo del PD al comune di Lampedusa, interviene. Attraverso un suo comunicato: se n'è andato un grande Papa e un grande uomo. Papa Francesco scelse di venire proprio a Lampedusa in occasione del primo viaggio del suo pontificato, era il luglio del 2013. La nostra isola, così piccola, divenne agli occhi del mondo un simbolo di accoglienza e di rispetto dei diritti umani. Nel settembre del 2020, quando ero sindaco di Lampedusa, ho guidato delegazioni di sindaci diversi paesi europei, ricevuta da Papa Francesco in Vaticano, un incontro emozionante durante il quale il Santo Padre ha ribadito ancora una volta l'importanza dell'impegno della nostra comunità sul fronte umanitario. Da 3 anni su Lampedusa è progressivamente calato il silenzio, con la colpevole complicità di chi, anche qui nell'isola, ha scelto di assecondare la censura mediatica sugli sbarchi dei migranti, sbarchi che continuano a esserci, ma non si deve dire per compiacere un governo che vive di propaganda. Oggi molti ricordano quel primo viaggio di Papa Francesco a Lampedusa, ma tra coloro che ricordano quel viaggio c'è anche chi ha scelto di dimenticare Lampedusa. E anche lo sport si è fermato. La Serie A ha diffuso una nota ufficiale. A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti ha comunicato che le gare previste nella giornata di ieri del campionato di Serie A primavera sono state rinviate a data da destinarsi. Anche gli altri sport si fermano. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha invitato tutte le federazioni sportive, le discipline associate e gli enti di promozione a sospendere le attività previste. Inoltre ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni agonistiche che si terranno nel corso della settimana per onorare la memoria di Papa Francesco. E questo è tutto per l'edizione di TV Notizie di oggi, che abbiamo voluto interamente dedicare alla morte del Santo Padre.
E questo è tutto per TVA Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268, il digitale e terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre il nostro telegiornale si potrà visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.